La macchina ha richiamato nuovamente gli 8 concorrenti per questo secondo tentativo di partenza. Dicevamo, Imma Horse la cavalla più appoggiata al gioco, alla pari più o meno, la quota a cui la si può trovare vincente, contro favorito numero 3 Ibis Fass e poi Ismael del Capitan, quindi il numero 3 e il numero 2 i contro favoriti, a seguire Iper dei Greppi e Ilaria dei Greppi. La macchina ha completato la curva, fa di nuovo per accelerare, chiude le ali e ancora una volta il più veloce è Iper dei Greppi, rompe Ismael del Capitan, rompe Ibis Fass che facilmente va davanti a tutti i per dei Greppi con Lorenzo Talpo Junior che prende un po' di vantaggio ma poi sbaglia, quindi va di galoppo e quindi verrà probabilmente anche sanzionato. Numero 6 Iper dei Greppi squalificato ai primi 200 metri in 16-1 con una situazione un po' di confusione, con Incanto di Grillo e Salvatore Valentino che senza colpo ferire si ritrova primo precedendo Imeati e poi il numero 8 di Imma Horse con Maurizio Cheli che ha trovato subito una buona posizione. 32-1 i 400 numero 3 metri. Ibis Fass squalificato Dopo anche una rottura prima del lancio e Salvatore Valentino continua con Incanto di Grillo a condurre il gruppo dei 5 cavalli rimanenti più Ismael del Capitan che prova a inseguire da lontano. 600 metri in 49-1, si va molto piano, si va sul piede dell'1,22 più o meno. Salvatore Valentino si guarda a destra, vede arrivare Imma Horse e ovviamente chiede un maggiore impegno al suo Incanto di Grillo che prova a questo momento ad allungare, quindi sempre Incanto di Grillo davanti a tutti al passaggio degli 800 metri, prova a tenere a distanza, a fare faticare per la risalita Imma Horse che però già è lì al sediolo e la insidia sempre di più, perde un po' il contatto Imeati quando arriviamo alla retta delle scuderie. Salvatore Valentino continua a tenere andatura sollecita, Maurizio Cheli segue ovviamente attendendo quelli che saranno gli ultimi 300-400 metri di corsa per dare là la sfida finale, rimangono ovviamente solo in due. Eccolo che il numero 8 di Imma Horse dà un'altra bordata e prova a difendersi ancora una volta Incanto di Grillo quando siamo a metà dell'ultima curva, gli altri sono più o meno tutti in difficoltà, quindi è un match a due, ma Imma Horse già all'ingresso della retta d'arrivo sembra predominante ed Imma Horse se ne va, guarda indietro, guarda a destra, guarda a sinistra Maurizio Cheli ma non c'è più nessuno, deve solo tenere il trotto, prova a difendere la seconda posizione Incanto di Grillo ma probabilmente sul palo è Ismael del Capitan che dopo un lungo inseguimento riesce a ottenere la seconda moneta di questa corsa che ripetiamo è stata vinta da Imma Horse con Maurizio Cheli per Francesco Alassandrini, per questa femmina come hanno detto di Varietà Luis e Orchestra Assicula che si aggiunge ai vincitori di questa serata e nel caso per terza corsa quindi vince il numero 8, secondo posto per il 2, il terzo posto il numero 4 e poi abbiamo il numero 6 e il numero 7 a completare i primi 5 arrivati.